Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo insieme una pulizia energetica per fare una sola, chiaramente il Legale Marietto Veneziano ogni venerdì sera fanno una pulizia completa per le persone che si sono affidate a noi, ma oggi, visto che una persona mi ha contattato, una persona che purtroppo attualmente sta passando un periodo difficile, sia economicamente che spiritualmente, e chiede un aiuto per incominciare a pulirsi. Lui, purtroppo, questo amico, questa nostra amicizia che ci segue da poco tempo, infatti ha incasellato parecchi errori nella propria vita, insomma, cerca sempre di, almeno per quello che ci ha fatto sapere, cerca di raddrizzare il tiro adesso, ma nel passato è stato un po', non dico una torre di Pisa, perché il Marietto non dice che queste cose, però diciamo che insomma qualche piccola pecca nel suo cammin facendo c'è stata. E ci ha raccontato appunto che in casa sua sta notando che ultimamente troppi apparecchi elettrici sia per l'aumento dei costi della corrente, sia perché, insomma, non dico che impreca, però vista la sua situazione economica, ha paura della bolletta, però sta notando che si stanno spaccando un po' troppi apparecchi elettrici, addirittura, qui lo dico, qui lo nego, aveva il bimbi e ha dovuto metterlo praticamente, non voglio fare pubblicità al bimbi, ma ha dovuto metterlo in garage proprio perché aveva delle problematiche e chiaramente questo bimbi, secondo lui, aveva qualche entità da poltergeist, no? Sapete quelle entità un po' da film, no? E il frigo così così, insomma, nota che aspirapolveri che prima andavano per anni, depuratori, insomma, tutto quel settore dai computer in avanti hanno ogni tanto qualcosa che non gli suona bene, no? E allora mi ha chiesto di poter fare una pulizia profonda, chiaramente essendo un po' in un periodo no, sia per la bolletta elettrica, sia per questo sentire, no? Purtroppo è una persona che si era attaccata al New Age e il New Age, ve l'ho spiegato, porta sì qualche fiore ma più spine, no? E adesso questi poltergeist sono in giro per la casa e si sono attaccati. Gli dispiace perché il bimbi è stato un regalo che gli aveva fatto una persona che gli era vicino, però purtroppo è infestato, no? E allora cerchiamo con questa pulizia energetica, no? Di far vedere come liberare questi apparecchi, questa macchina, anche la macchina, ultimamente sempre il meccanico e di qua e di là, insomma, di ripristinare un po' l'ordine e far allontanare queste entità. Allora prendete questo circuito con i 72 nomi mercuriali, che sono anche le forze divine cabalistiche, che ci possono aiutare in questo cammino per fare in modo che questo poster guide, come si dice poi, si trasformino in puro amore. Poi prendete il pendolino, lo facciamo assieme. Qui nel centro, col pensiero, potete mettere il nome della persona o del progetto. Ad esempio, se uno ha un progetto, può mettere il progetto, se no, mette il nome scritto della persona oppure lo pensa. Quindi entra già nel campo eterico di questi 72 nomi divini. Poi prendete il pendolino e incominciate a farlo girare e mentalmente pensate, chiedo alle guide spirituali, si intende, di prendere tutti i poltergeist, come si dice poi, presenti in questa persona o nel vostro progetto personale e trasformarli in puro amore. E mentre fate questo, pensate intensamente a questo puro amore che scende dal cosmo, da dove volete, no? Questo non è New Age, è esoterismo e
L'ideale sarebbe anche, se proprio volete influenzare in modo importante, accendere sempre una candela bianca vicino, ma prima di fare questa operazione. Adesso io non lo faccio perché questo è solo un video didattico e lasciate andare il pendolino, ripeto, pensate o scrivete un foglietto di carta della persona che ha queste entità attaccate agli impianti elettrici, alla macchina, alla moto, insomma, a tutto quello che praticamente è parassitato in casa vostra o in casa della persona, e ripetete, chiedo alle guide spirituali, chiaramente le vostre guide spirituali, non a quelle del Marietto, perché il Marietto ha le guide spirituali col copyright, no? Di prendere tutti i poltergeist, o come si chiamano poi in inglese, presenti nel progetto o nella persona o nella casa della persona e trasformarli in puro amore. E quando il pendolino si ferma, quando il pendolino si ferma, vuol dire che ha fatto questa pulizia. Bisognerebbe farla una volta alla settimana, fin quando queste entità, queste forze, vengono scacciate o trasformate o se non vogliono entrare nel puro amore, che se ne vadino magari dal vicino di casa, insomma, che se ne vadino via. Ma ha detto queste cose non le dice. E poi, a risultato ottenuto, potete continuare per essere più sicuri che non tornino più. Bene, ringrazio l'amico che ringrazio, insomma, ringrazio nel senso che fa piacere che delle persone, sebbene sia arrivato ormai tardi, in quando ormai i buoi sono scappati a stalla, sapete come dice Marietto, però purtroppo adesso non ha solo questo caso da mettere a posto, ma si può sempre iniziare con un passo per fare 1000 chilometri o 4 chilometri, dipende quanti chilometri vuole fare uno alla mattina. Comunque si inizia sempre con un passo, eh. Quindi speriamo che l'amico che sta guardando sicuramente questo video porti, lasci giù il bimbi per qualche tempo, così che si liberi da queste entità, perché oltre chiaramente ad aver avuto dei danni, mi raccontava che in famiglia erano anche purtroppo aumentati di peso i figli, no? I figli che incominciavano ad avere delle patologie e sonnolenze. Insomma, questo poltergeist qua si era collegato anche ai figli e non solo faceva andare un giorno sì, un giorno no la macchina, ma influenzava energeticamente anche alimentarmente i figli. E da quando era entrata in casa questa macchina, in cui purtroppo si erano viste delle come dire, anomalie in casa, no? Il vostro marito sapete queste cose non le dice. Quindi con questa pulizia si cercherà di allontanare queste entità. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e mi raccomando, se sentite anche voi in casa che la macchina non va, che non so, la signora delle pulizie spacca sempre l'aspirapolvere, l'ascensore si blocca quando siete dentro voi, non so, cadono quadri e via dicendo, e molto probabilmente in casa avete queste entità che si attaccano a cose energetiche, elettriche. Bene, cari amici, grazie e mi raccomando, se volete un consulto, integrare Maria Veneziano, sono sempre per voi. Grazie e alla prossima, ciao.